Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Picchiava la moglie, la maltrattava con l'aiuto delle sorelle. Nel farlo è stato accusato di aver utilizzato il metodo mafioso. È il secondo caso in Italia, quello del 54enne gelese affiliato a Cosa Nostra e residente a Busto Arsizio, per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio al termine dell'indagine condotta dalla DDA di Milano e dalla Procura di Caltanissetta. Il 64enne Stefano Clemente è morto a causa di un incidente stradale in via Brancatello a Palma di Montechiaro. L'uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando, colpito da un malore, ha perso il controllo dell'auto e dopo aver invaso la corsia opposta si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Gli hanno sparato alle spalle con un fucile ad aria compressa, vittima un 24enne gambiano che è stato soccorso in piazza Roma Canicattì ed è stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale Barone Lombardo. Sono in corso indagini da parte del commissariato per risalire all'autore e al movente. Il gambiano non è stato dichiarato in pericolo di vita. L'abusivismo edilizio è una pandemia politica che ha contagiato tutte le aree della nazione negli ultimi 50 anni e le responsabilità vanno ricercate ad ogni livello. Quella che adesso serve è una normativa speciale ad hoc che rimetta ordine nella materia, lo ha detto il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.